Bundifrus, bentornati, bentornas. Ecco qui la lezione di Furlan. Ecco qui la lezione di Friulano. Disegnin i animai. Disegniamo gli animali. Vue o fasin finte di essi artisti. Oggi facciamo finta di essere artisti di Mestre Anna. Come fare? È semplice. In ogni pagina vi dico come mettere la mano sul foglio. Invece metti la mano sul sfoglio. Tu devi fare il contorno. Vedi? Vedi come si fa? Fai il contorno della tua mano e poi si completa con i dettagli e alla fine si colora. Tu metti la mano, tu facis il contorno, tu facis i dettagli e tu coloris. È molto semplice. Dai, provin. C'è animalesie. All'è il pavone. Che animale è? È il pavone. Metti la manina aperta sul foglio. Vedi? Punto 1. Metti la manina aperta sul foglio e fai il contorno dito per dito. Poi disegna le ali, l'occhio e il becco. Ecco fatto. Mantia dome li plumis, le piume qua sopra, e li ciattis, le zampe qua sotto. E ora è solo da colorare. E come tu has dome di colorare. Il pavone ha le vert, blu e celeste. Il pavone è verde, blu e celeste. Ripet con me. Vert, blu e celeste. Se voi avete bisogno di tempo per finire di disegnare, non preoccupatevi, basta che mettete pausa e rimanete sulla scheda che vi interessa. Io intanto vado avanti. C'è animalesie? All'è il serpent. Che animale è? È un serpente. Metti la manina come in foto sul foglio e fai il contorno. Così, vedi? Tutte le dita sopra e solo il pollice sotto. Dopo disegna il voli, il nas e la lingua. Dopo disegna l'occhio, il naso e la lingua. Punto 3. Disegna gli maglis, disegna le macchie e i dinci e i denti. Punto 4. Colora. Il serpent ha le vert, gial e rosso. Il serpente è verde, giallo e rosso. Ripeti con me. Vert, gial e rosso. Bravi ragazzi. C'è animalesie. A lei il pes. Metti la manina come in foto con 4 dita unite e più sotto il tuo pollice. Fai il contorno in tutta la manina e punto 2. Disegnare il viso con l'occhio e la bocca e un pezzo di pinna. Disegna il voli, la bocchie e la code. Punto 3. Fas li ondis dagli squamis, fai le onde delle squame e li ris, le righe, dagli pinnis, delle pinne e 3 bolis, 3 bolle di aghe e 3 bolle d'acqua. Ecco fatto, tu has dome di colorà. Adesso devi solo colorare. Il pes ha le viole, gial e celeste. Il pesce è viola, giallo e celeste. Ma tu puoi farlo dei colori che tu vuoi tu, ma puoi farlo dei colori
che vuoi tu. Ci animalesie? A lei il crot. Che animale è? È la rana. Metti la manina come in foto, fai un pugno e tieni il mignolo e il medio, il secondo dito e l'ultimo dito un pochino più in alto. Fai il contorno e tac, punto 2. Tu has dome di disegnare la bocce, devi solo disegnare la bocca, il nas, due puntini per il naso, e i voi, due puntini per gli occhi, e la panse è una riga che è la pancia. Punto 3. Disegnare quattro zampette. Disegnare quattro chattis. In friulano zampe si dice chattis. 4. Colore. Il crot ha le vert e arancione, è verde e arancione. Bravissimi. Io vado avanti e ricordate che se avete bisogno basta che mettete pausa. Par voi alle dut. Per oggi è tutto. O continueremo in la prossima lezione. Continueremo nella prossima lezione. Mandi, la maestra Anna.